Anche oggi importantissimi consigli della nostra nutrizionista, la dottoressa Giulia Pera. Dottoressa, ben trovata. Grazie. Allora, una cosa importante su questa puntata, vogliamo dirlo che gluten free non vuol dire ipocalorico, perché molti sono convinti mangio gluten free allora poche calorie. Assolutamente sì, Desiree. Mangiare senza glutine non vuol dire mangiare meno calorie, anzi, e non è assolutamente adatto per fare una dieta, ma deve mangiare senza glutine chi effettivamente ha una necessità o chi è celiaco. Ma dico, si possono consumare. Qual è invece le chiedo, quali sono i benefici di una persona che non ha il problema del glutine nel consumare alimenti gluten free? Sono più leggeri, cosa? No, non sono più leggeri, semplicemente vanno ad aiutare l'intestino di chi appunto ha necessità, quindi in questo caso di chi è celiaco oppure di chi è sensibile al glutine. Ok, puntata di oggi invece abbiamo visto 3 tipi di riso. Cosa ci dice su questo? Hanno delle caratteristiche diverse, abbiamo visto il Venere, il Basmati e l'integrale. Sì, innanzitutto il riso è uno dei cereali più consumati al mondo e secondo il mio modesto parere è importante variare nella nostra alimentazione, quindi non mangiare sempre grano, ma perché no, variare nella nostra alimentazione durante la settimana. Queste 3 tipologie di riso hanno 3 caratteristiche completamente diverse. Ecco. Partiamo dall'integrale, Sì, che è conosciuto proprio perché è ricco di fibre, in quanto contiene le fibre che servono appunto al nostro intestino a ridurre eventuali picchi glicemici. ottimo. Il Basmati invece che mi dice? Il basmati invece ha una caratteristica fondamentale, presenta un indice glicemico molto basso. Se ci fate caso, infatti, nella cottura il chicco è separato proprio perché contiene meno amido. Dottoressa, la differenza invece tra riso Venere e riso integrale, perché per molti invece sono simili, hanno delle caratteristiche comuni? Allora, l'integrale è un'altra tipologia di riso e in questo caso è molto noto e molto conosciuto perché ha questo colore molto più scuro dovuto appunto alle antocianine, quindi il riso Venere è, oltre ad essere molto buono e molto saporito, è ricchissimo di preziosi sali minerali e vitamine. Dottoressa, che devo fare? La devo chiamare ogni volta che consumo un pasto? Ormai è diventata fondamentale. Grazie anche oggi alla nostra dottoressa Giulia Pera. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima puntata per scoprire i benefici degli alimenti.